Ma è un'iniziativa molto meritoria perché va a sostenere l'economia di vicinato, che ha una funzione sociale importante nelle aree a densità urbana diffusa come quella oggetto di questa iniziativa. È un'area comunque che, sommati tutti i comuni coinvolti, cuba 50.000 abitanti e il concorso insiste su circa 500 attività di vicinato tra commercio alimentare, al dettaglio non alimentare, bar e ristoranti. Attorno a queste attività ruotano 2.000 addetti, che non sono pochi, sono circa il 10% del totale attività economiche del territorio. Ribadiamo, un'economia di vicinato va sostenuta perché compie una funzione sociale di relazioni nel territorio e di punto autentico di promozione di quel che offre il territorio, sia per i residenti sia per i turisti.